questa è una proposta che arriva dai cittadini e che è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale ed è una proposta non localistica, perché questo va al fine di sviluppare, di rendere meno isolata tutta l'area sud della provincia di Venezia, quindi riguarda proprio tutta l'area metropolitana di Venezia e soprattutto la sicurezza delle persone, perché i cittadini che hanno necessità di viaggiare per recarsi al lavoro o per studio a Venezia o a Padova hanno bisogno di essere sicuri, di viaggiare in maniera sicura senza rischiare la vita sulla strada e quindi beneficiando di un collegamento ferroviario che li porti a destinazione. La proposta di legge prevede in particolare la ferrovia da Chioggia verso Pieve di Sacco, verso Venezia, verso Padova e una fondazione a tutela dei fiumi Brenta e Adige e del litorale. Questo come sintesi. La petizione integrativa della proposta di legge prevede il completamento dell'Arzeron nell'ottica della messa in sicurezza della Romea. Questo è un tema molto importante. Noi stiamo parlando di una radicale messa in sicurezza della Romea. Credo sia fondamentale garantire l'uscita dall'isolamento di un territorio che merita quelle attenzioni speciali, anche perché c'è una legge speciale, già nazionale, per Venezia e per Chioggia, che dice che quelle attenzioni vanno garantite. Fino ad oggi, dal livello nazionale, quelle attenzioni fino a un po' di anni fa, a 6-7 anni fa, ci sono state, oggi quella legge è definanziata e quelle attenzioni non ci sono più. Con questa iniziativa si vuole riportare al centro dell'attenzione generale, in questo caso regionale, un territorio che purtroppo il livello nazionale sta trascurando pesantemente.